Se in qualche modo ti attizza e ti incuriosisce l'idea di prendere la vita con filosofia, sei nel posto giusto. Io mi chiamo Simone, insegno filosofia qui in questa scuola, il Collegio Pio X. Oggi siamo nella biblioteca e da oggi cominciamo insieme un percorso che ci porta nel mondo della filosofia. Ma che cosa significa prenderla con filosofia? Ho provato a parlarne con i miei studenti e abbiamo individuato 4 elementi che sono emersi come caratteristici del prenderla con filosofia. Non farti sopraffare dalle emozioni, accetta ciò che non puoi cambiare, adotta una prospettiva più ampia, impara dalla situazione. Vediamole tutte e 4. Non farti sopraffare dalle emozioni. Sembra una cosa interessante e importante quella di non perdere mai il controllo di se stessi. Non farsi sopraffare dalle emozioni passa innanzitutto attraverso il riconoscimento delle emozioni e così il loro controllo. Sapendo che cosa io sto vivendo, posso mantenere il controllo su me stesso. Secondo aspetto, accetta ciò che non puoi cambiare. Ci sono cose nella vita che capitano e tu non puoi farci niente. Devi comprendere che in qualche modo ogni cosa che accade non è la fine del mondo. Non è la fine di tutto, ci sono cose che non puoi controllare e ci sono cose che invece puoi controllare ed è concentrandoti sulle cose che tu puoi controllare che puoi in qualche modo non perdere il controllo di te stesso. Terzo elemento, adotta una prospettiva più ampia. Ciò che ci accade non è l'unica cosa che caratterizza la nostra vita. Saperla relativizzare, metterla in relazione con tutto il resto, collegarla a ciò che abbiamo già vissuto e protenderci verso il futuro per capire che cosa ci accadrà, sono elementi importanti, fondamentali per non farsi sopraffare dalla situazione che stiamo vivendo. Quarto aspetto, impara dalla situazione. Dicevano i latini, errare humanum est, perseverare diabolicum. Se ci troviamo in una situazione spiacevole, impariamo a capire che cosa ha reso spiacevole quella situazione e cerchiamo di non ricaderci in un futuro. Insomma, questi 4 elementi ricondotti a prenderla con filosofia ci suggeriscono che dobbiamo cercare di adottare nella nostra vita un atteggiamento equilibrato, saggio, di non lasciarci trasportare da ciò che ci accade, ma di tenerci fermi nella nostra vita, nelle nostre relazioni. In altre parole, prenderla con filosofia è un invito a farci in parte filosofi. Ma chi è il filosofo? Di questo parleremo nel prossimo video.